Torna a suonare la campanella anche per gli insegnanti Novax, insegnanti che però non potranno stare in classe. Come stabilisce il decreto, infatti, la vaccinazione rimane requisito essenziale per lo svolgimento delle attività a contatto con gli alunni. Un rientro quindi solo a metà. È un pasticcio all'italiana che credo la scuola non meriti, perché crea di fatto una disuguaglianza tra quelli che prendono lo stipendio lavorando e quelli che prendono lo stipendio di fatto non lavorando. Chi sospeso potrà rientrare in servizio con il Green Pass base, quindi tampone negativo alla mano, un decreto che oltre alle polemiche ha portato con sé diversi punti interrogativi. Quelli che hanno fatto la scelta di non vaccinarsi l'hanno fatto ovviamente in coscienza, va rispettata la scelta, ma sapendo a che cosa andavano incontro. In questo modo cosa succede? Succede che quelli che si sono vaccinati seguendo le regole lavorano e quelli che non si sono vaccinati dovrebbero essere, più che in segreteria, messi a disposizione per progetti di potenziamento, sostegno, eccetera, però senza essere in presenza con i ragazzi. Quindi paradossalmente quasi quasi un invito magari ai pomeriggi, durante i pomeriggi, perché alla mattina ci sono i ragazzi, a tenere a distanza delle lezioni da casa a qualche ragazzo che fosse considerato bisognoso. Pandemia e DAD, 2 anni impegnativi per alunni, insegnanti e tutto il plesso scolastico, scuola che mai come oggi deve essere punto di riferimento per l'intera società. La scuola è una cosa seria e noi attraverso i comportamenti a scuola insegniamo ai ragazzi e alle nuove generazioni come ci si deve comportare in società, quindi nel rispetto delle regole che sono per tutti e non solo per alcuni.